C'è allarme e preoccupazione tra gli agrigentini a causa del pignoramento diretto tramite conto corrente e in alcuni casi al totale blocco dello stesso per somme riferite a tasse non pagate. L'operazione, avviata dal Comune di Agrigento tramite un'azienda esterna che si presume abbia un riscontro economico dall'azione di recupero, tende a riscuotere direttamente i tributi non pagati a partire dal 2016. Dunque, il provvedimento ha creato disperazione tra tanti utenti impossibilitati, tramite l'avvenuto blocco del conto corrente, a poter acquistare anche il minimo per la sopravvivenza. Il sindaco Micichè si affretta a rassicurare. L'amministrazione comunale afferma sta verificando i casi segnalati in cui i conti sarebbero stati bloccati integralmente. Chiederà agli istituti di credito di attenersi rigorosamente ai limiti di legge che tutelano stipendi, pensioni e assegni di invalidità. Attraverso gli uffici competenti, poi dice, favorirà la sospensione temporanea o la rateizzazione nei casi di comprovata fragilità sociale. Anche se di fatto, considerato che la legge sostiene che nessun pignoramento può colpire il minimo vitale, cioè la parte di pensione o stipendio indispensabile alla sopravvivenza, questo doveva venire accertato prima, non solo a seguito della disperazione espressa dai cittadini. Ma si sa, ad Agrigento poche cose sono frutto di un percorso progettuale ragionato, si naviga a vista e l'estemporaneità la fa da padrona. Agrigento, capitale della cultura, ne è l'esempio. Premesso che pagare le tasse è sacrosanto, è pur vero che le stesse hanno una finalità, l'erogazione di servizi pubblici. E a ben vedere, la città di Agrigento, al netto di tagli dei nastri, inaugurazioni e pure esibizioni personali, di servizi ne offre pochi e mal concepiti.